Sulla strada dell'Akragas è un'altra avversaria che naviga nei bassifondi della classifica. Affronterà l'Alcamo, squadra che ha racimolato appena 5 punti in stagione, conseguenza di una sola vittoria, 19 sconfitte e 2 pari. Una squadra formata da giovani locali che merita rispetto e che scende in campo per un forte attaccamento ai propri colori sociali. Di contro ci sarà un Akragas che, anche se privo di tre calciatori come Mannina, Cipolla e Licata, tutti squalificati, sulla carta non dovrebbe avere grosse difficoltà a superare la compagine bianconera. Per quanto riguarda le altre gare in programma, sarà una partita tutta da seguire. La sfida che si gioca a Mazzara tra la compagine canarina e il Canicattì, due squadre in piena salute alla ricerca di un risultato di prestigio per la propria classifica. Questa sfida del Nino Vaccara sarà diretta da Matteo D'Alezilio di Treviso. Gioca in anticipo invece il capolista Dattilo sul campo del CUS Palermo. Questa gara è stata affidata da Alessandro Gresia di Piacenza. Anche in questo caso i favori del pronostico sono tutti per gli ospiti. Trasferta impegnativa invece per l'Agrigentina Pro Favara, che rende visita al Geraci, arbitra Dario Pomara di Palermo, mentre gioca in anticipo anche lo Sporting Vallone in trasferta a Montello contro la locale Parmonval. La gara Akragas Alba Alcamo, valida per l'ottava giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A e che si disputerà all'Esseneto di Agrigento a partire dalle ore 15, sarà diretta da Valerio Gambacurta di Enna, il quale verrà collaborato da Giuseppe Lugaro e Pietro Fardella, entrambi della sezione di Palermo. Partita delicata, noi abbiamo solo da perdere, come avevamo solo da perdere domenica scorsa. Se sbagli sei un imbecille, sei un deficiente, perché nelle carte c'è scritto questo. E quindi ancora una volta ci troviamo davanti a una situazione, anche perché noi oggi siamo in emergenza. Abbiamo una squadra fuori e una dentro, numericamente, perché abbiamo tra gli squalificati, gli infortunati e tanti ragazzi purtroppo che hanno qualche piccolo problema, ne annoveriamo quanti? Da 9 a 11 fuori. Quindi ci dobbiamo un pochettino stringere con quelle che abbiamo e cercare di fare, sicuramente faremo una prestazione importante perché dobbiamo onorare la partita come abbiamo sempre fatto, poi se si sbaglia, se si indovina, se si vince o si perde, lo deve il campo sempre, però noi siamo lì sapendo, consapevoli che abbiamo solo da perdere e quindi mi aspetto una partita di grande concentrazione e poterla mettere in cascina fin da subito. Gli squalificati li conosciamo, chi sono gli infortunati? L'importante c'è Lala, c'è Biondo, c'è Ruggeri, c'è Faulisi, c'è Casà, mezzo e mezzo, diciamo al 50% che verranno in banchina con noi sono Caternicchia e Gianrusso, c'è Biancola che probabilmente domani quasi sicuramente ci sarà, però è tutta la settimana che non si allena, ma io non ho difensori e lo stiamo facendo riposare a casa apposta per evitare e fare in modo che possa essere dei nostri domenica. Sì, domani ci aspetta questa partita comunque dove incontriamo una squadra che è in difficoltà parla la classifica, però queste partite sono quelle un po', diciamo, più difficili da preparare mentalmente, no? Perché comunque si affronta l'ultima in classifica e si pensa che sia facile, però naturalmente dobbiamo essere noi poi a rendere la partita abbordabile e facile.